Buongiorno, buongiorno. Come stiamo? Tutto bene? Buongiorno Riccardo. Il terzo giorno. Allora, questo è il terzo giorno, buongiorno a tutti. Sono le 7, neanche e mezza. Il sole alla nostra destra sta sorgendo. La temperatura si aggira intorno ai 7 gradi. Siamo partiti da più o meno un'oretta. Ci siamo, ragazzi. 40 minuti. Ci aspettano 25 km belli in salita, e se non sbaglio in questa tratta dovremmo incontrare la Cruz de Hierro e sarà molto emozionante. Nulla, ci vediamo lungo il cammino. Ciao. Volete riprendere, amici? E riprendiamo subito. Non a filmare, a camminare. Si entra nel boschetto finalmente, qualche sentiero più tecnico. Inizia una leggera salita. Mi sento quasi a casa, devo dire. Abbiamo appena incontrato un ragazzo, George, della Repubblica Ceca, e lui è partito da casa sua e oggi, questo giorno, è il suo 105esimo giorno di cammino. Incredibile. Quanto è bello partire da casa propria e arrivare sino a Santiago. Credo che diventi un'esperienza mistica, stile Pacific Crest Trail. Wow. Viva la Sardegna! Sempre. Eccoci arrivati finalmente a Ravanal. Dopo 10 meritati chilometri adesso ci facciamo una pausa. Cioè ci facciamo una pausa meritata dopo i 10 chilometri. E ci spogliamo perché ormai è uscito il sole e fa caldo.
iniziano ufficialmente i dislivelli anche qui sul Cammino di Santiago. Prime salitine niente male. Stiamo quasi per arrivare alla Cruz de Hierro. Penso che mancheranno 4 o 5 chilometri. Prima di partire a Santiago, durante uno dei miei trekking, una delle mie passeggiate rilassanti in montagna, nella zona dei Sette Fratelli, sono arrivato a un rudere di un vecchio convento e lì ho preso la mia pietra che poi ho portato lungo il Cammino di Santiago. La Cruz de Hierro si trova nel punto più alto del cammino francese, e cioè a 1500 metri di altitudine. La leggenda dice che quando fu costruita la cattedrale di Santiago fu chiesto a tutti i pellegrini di portare con loro delle pietre. Molti di questi abbandonarono le pietre proprio in quel punto, formando un cumulo di pietre. La tradizione vuole che ogni pellegrino porti una pietra dal proprio paese, una pietra che simboleggia il fardello o i suoi demoni, insomma, i motivi per cui sta affrontando il cammino, e lasciarla lì, lasciarsi tutti i problemi alle spalle e continuare il cammino un po' più sereni. Per me è stato un momento molto toccante, molto emozionante, e consiglio a tutti di mettersi in pellegrinaggio verso il cammino e di vivere tutte queste bellissime esperienze. La prima parte del video termina qua, ci vediamo la settimana prossima con la seconda parte del video. Buon cammino pellegrini!